Autostart in movimento per la terza corsa, una prova per 3 anni, non vincitori di 1.500 euro in carriera. Sono in 11 dietro le ali dell'Autostart. 1 Estel, Lorenzo Baldi, 2 Esteban Daghi, Alessandro Fonte, 3 Eli Step, Francesco Virzì, 4 Ezra Mou, VP dell'Annunziata, 5 Foxtail Pine, Eric Bondo, 6 Ethan, Tommaso Gambino, 7 Euridice, Simone Levakovic, 8 Eisenhower F, Cesare Ferranti, 9 Electra Lam, Natale Cintura, 10 Electro P, Roberto Vecchione, 11 Easter Cav, Marco Stefani. Autostart che prende velocità, problemi per Euridice. Sbaglia Ezra Mou, va davanti facile Foxtail numero Pine, 4 Ezra Mou squalificato, Ethan, che può sistemarsi in seconda posizione. Più indietro gli altri con Ellie Step terza, con accanto Elettra OP, poi ancora Estel, quindi Esteban Daghi, e se ne vanno i primi 200 metri. Numero 3 Ellie Step squalificato, preso agilmente la testa Foxtail Pine, una femmina da Maharaja che guida il gruppo dopo 400 metri di corsa passati in 32. Foxtail Pine al comando, in seconda posizione Ethan, di fuori c'è Elettra OP, va a fare la seconda pariglia al largo Esteban Daghi che precede le mosse di Easter Cav, quale chiude allo steccato Estel, mentre alla retroguardia ci sono Electra Lam e Eisenhower F. Si vanno a completare i primi 800 metri di corsa con Electra OP, che prova a mettere un po' di pressione sul leader Foxtail Pine. 31,1 il secondo parziale, 1,3 la metà gara. Foxtail Pine sempre in vantaggio, Electra numero OP 8 di fuori, Eisenhower alla F corda squalificato, Ethan. Poi ancora Esteban Daghi ed Estel, il chilometro se ne va in 1,18 con Foxtail Pine ed Electra OP in dibattito aperto. Si accelera ora in maniera decisa, insiste Electra OP all'attacco di Foxtail Pine che ribatte alle offensive dell'avversaria, 14,7 di là, 1,32,7 1.200, l'errore di Ethan che era in terza posizione, numero accelera 6 Foxtail Ethan Pine che mette in difficoltà sulla curva Electra OP. Poi Estel, la piegata conclusiva con Foxtail Pine che ha fatto 15,1 per la curva ed entra in retta arrivo in chiarissima evidenza. Foxtail Pine che finalmente conferma l'ottima prova di qualifica e sulla stessa linea batte Electra OP che è seconda. Al terzo posto finisce Estel. 30 a chiudere e 1 minuto scarso per gli ultimi 8. 1,16,1 ragguaglio cronometrico per il percorso di testa di Foxtail Pine, Eric Bondo che allena e guida per la proprietà della Stud Pimax. Percorso di testa impeccabile per la figlia di Maharaja e Pine Cone che nel finale si staglia nettamente sui rivali. Seconda Electra OP, terza Estel.